E noi approfittiamo di questa visita all'interno dell'azienda agricola Vergara, siamo a Torrenova per fare uno spuntino siciliano accompagnato da buon vino. Grazie. Questo immagino che sia un vino casereccio. Benvenuti. No, questo devo essere sincero, noi non siamo mai stati un'azienda produttrice di uva e quindi di vino, ma mi appoggio a degli amici di queste parti che fanno un ottimo vino sfuso, che così mi piace nella sua rusticità. Non si produce vino, ma si produce questo ottimo olio, è vero, olio di oliva. Sì. Allora amici, fateci sapere intanto cosa state facendo e da dove ci state seguendo. Noi siamo in live, siamo in questo borgo, in un'azienda agricola che racconta la storia del territorio, lo fa attraverso la produzione dell'olio, olio di qualità, olio biologico e poi anche con i limoni bio che stiamo vedendo nelle mani di Marta. E noi facciamo lo spuntino con del pane, come si faceva una volta, ecco. Pane con olio, sale e origano, e un sorso di vino, eccellente. E noi salutiamo Weldy che ci sta guardando dalla Francia, salutiamo Muriel da Filadelfia, salutiamo le tante persone che si stanno collegando in diretta anche. Stiamo mettendo quindi l'olio con... Beh, qui l'olio non si risparmia, quindi ecco, condiamo alla perfezione questo pane casereccio con olio che sembra oro, buonissimo. Il colore, il profumo, è tutto buono. Gli alberi sono proprio qui vicino, dietro le nostre spalle. Sì. Quindi, Siamo circondati quindi dagli alberi. vengono raccolte le olive Sì. e poi vengono portate al frantoio, e qui c'era un antico frantoio con C'è la un macina in pietra. frantoio, sì, con le macine in pietra, che ha lavorato fino alla metà degli anni 70. Da allora in poi siamo andati in frantoi professionali moderni, che però garantiscono una igiene e una temperatura controllata, cosa molto importante, e quindi ora diciamo le attrezzature del frantoio nostro rimangono come pezzi di memoria, insomma, come cimeli. Pane e olio, un pizzico di sale, magari un po' di origano, questa era la colazione di una volta. Non c'erano le colazioni dolci come oggi. Sì, e secondo me era molto meglio. Quindi si iniziava la giornata così. Sì, energetico e ottimo. Soprattutto se si gustava il pane così appena sfornato, quindi caldissimo, ancora più buono. E poi sale e limone che Marta ha già assaggiato, ci può dire com'è. È dolce questo limone? Non è molto aspro, vero? No, è al punto giusto. Sale e Questo limone è già fatto come se vuoi. facevano i nostri nonni. Prego. E continuiamo con i saluti. Nokmetin ci sta guardando dalla Turchia, mentre Rosi da Prato, Giuseppe da Verona sono in tanti ad essere collegati a condividere con noi questo momento di piacere, di gusto, di Sicilia, una Sicilia antica. Ecco, voi date la possibilità anche ai turisti di vivere in questa cornice, di vivere in questi casolari che sono stati interamente recuperati, qui nel mezzo del verde di queste colline, sotto San Marco d'Alunzio, come diciamo uno dei comuni del circuito Bella Sicilia, che vi invitiamo a scoprire e vi invitiamo a vivere questi luoghi, perché solo così, vivendo questi luoghi, si può vivere veramente la Sicilia e gustarla. Sì, chi viene qui si immerge in questa realtà, consuma gli ortaggi del nostro orto, ovviamente consuma il nostro olio, la frutta, e anche cerchiamo di spiegare loro come avviene la produzione, cercando di farli entrare nella nostra vita, se vi interessa. Bene, abbiamo tanti amici collegati, magari Adriano, noi li salutiamo e tu puoi far vedere qualche secondo ancora di queste macine di pietra che si trova proprio dietro a noi, perché c'è un antico frantoio, poi qui c'è anche un museo familiare dell'olio, con le giare, con la conservazione dell'olio. Una volta l'olio era qualcosa di veramente prezioso e veniva custodito come se fosse un tesoro. Sì, infatti c'è un magazzino solo per l'olio, cosa che è abbastanza rara
e una quantità di circa 80 giare disposte su 2 livelli e la porta era chiusa con 3 chiavi, era come una cassaforte, una vera cassaforte, perché l'olio era prezioso, era un prodotto diciamo pregiato che quindi veniva conservato con grande attenzione. Mi ha colpito vedere le giare interrate. Sì, il livello più basso è costituito da giare immerse nel terreno, da cui si vede solo la bocca, ed è un sistema antichissimo che esisteva già nell'antica Grecia, serviva a preservare la temperatura costante anche in piena estate e anche impedire i furti di olio, perché dato che era un prodotto pregiato era anche ambito dai ladri. E quindi le giare sono interrate, poi però furono dai miei antenati piantati ancora altri alberi di ulivo e quindi fu necessario fare un secondo strato di giare e quindi ora sono su 2 livelli. L'intero magazzino può contenere circa 300 quintali di olio. Bene, voi oggi avete aperto le porte a noi di Bella Sicilia e Onda TV, prossimamente appunto in pagina ma anche in TV, uno speciale nell'ambito del progetto Mangio Bio Siciliano, ma voi aprite le porte anche ai più piccoli perché cercate di portare avanti una forte azione di sensibilizzazione, di educazione con il vostro museo, con il vostro itinerario all'interno di questa azienda. Sì, cerchiamo di fargli scoprire il senso del mangiare bio siciliano, come dicevamo. Sì. Bene, speriamo di poter ritornare quanto prima, magari anche quando si realizzerà la produzione dell'olio d'oliva, ma ancora prima con la produzione magari della salsa, così come si faceva una volta. E intanto questi sono i limoni, sono gli agrumi siciliani. Una volta questa terra era ricca di agrumi, un po' si era persa l'attività economica Sì. di portare avanti questa produzione, ma voi, così come tante altre aziende del territorio, state riscoprendo Sì. questi antichi prodotti Sì. che caratterizzavano il Era territorio. andata in crisi e ora si sta un po' risollevando, soprattutto con gli agrumi biologici, perché, come dicevamo, il frutto biologico consente di utilizzare per la cucina e anche la scorza, e la scorza di limone grattugiata o tagliata col coltello si presta a molte preparazioni. Naturalmente in questo caso si può utilizzare perché la scorza è totalmente priva di residui chimici, mentre nel limone che viene trattato proprio la scorza è quella che assorbe la maggior quantità di residui chimici e di veleni. Quindi. Ecco, Valentina, tu li utilizzi spesso i limoni in cucina, nel tuo blog Vivo Mangiando? Sì, li utilizzo, ovviamente utilizzo la scorza per aromatizzare biscotti, qualsiasi tipo di prodotto dolciario, ciambelle per la prima colazione, paste, anche le paste di mandorla che grazie al limone poi hanno davvero un profumo incredibile. E poi possiamo addirittura essiccare la buccia per utilizzarla nei mesi in cui il limone non è a nostra disposizione, quindi in modo da farne scorta. Penso anche ad un'altra ricetta che magari non è adatta ai più piccoli, ma sicuramente piace tanto agli adulti, quella del limoncello. Credo sia il miglior periodo per realizzare un buon limoncello con i limoni biologici. Andiamo semplicemente a prelevare la scorza con un pelapatate in modo da non prendere anche la parte bianca che risulterebbe un po' amara. Lasciamo in infusione per qualche giorno la scorza di qualche limone in alcol alimentare e poi dopo qualche giorno andiamo a filtrare, facciamo uno sciroppo di acqua e zucchero ed ecco pronta la nostra bevanda alcolica che piace molto anche agli ospiti ed è sempre un pensiero gradito anche da regalare con i limoni siciliani. Ecco, limoni siciliani e prodotti siciliani molto apprezzati in tutto il mondo, e visto che ci stanno seguendo da varie località anche dall'estero, ma come si fa ad avere nelle proprie case il limone siciliano biologico o l'olio biologico di questa azienda? Abbiamo un sito, il sito è www.santopietrofarm.com. Ovviamente c'è anche una mail, si possono mettere in contatto, ci sono i numeri di telefono, è possibile mettersi in contatto con noi in qualunque momento. Noi spediamo
i nostri prodotti A livello a internazionale. livello Ecco, Marta, internazionale. possono quindi ricevere a casa gli agrumi siciliani bio o l'olio bio, ma possono anche venire qui e vivere un'esperienza unica, perché abbiamo delle camere a disposizione. Sì, siamo pure su Airbnb, basta per avere più informazioni scrivere una mail o contattarci al numero di telefono. Grazie Marta, Sul sito. grazie Valentina, ringraziamo anche lei che ci ha ospitato. Grazie a E voi della speriamo di visita, tornare presto. sempre benvenuti. Grazie, noi come dicevamo vi salutiamo dall'antica macina, grazie! Grazie, un caro saluto a tutti, continuiamo a leggere ancora qualche commento, a voi continuate a gustare, noi salutiamo dalla California le persone che ci stanno guardando e come dicevamo vi salutiamo da questa antica macina, tutto il documentario completo prossimamente su Onda TV. Salutiamo Antonella da Modena, Vincenzo, Gianfranco, Mario dal Manchester, Salvatore dalla California ed un caro saluto da Adriano e al prossimo video. Continuate a seguirci.